Ciao a tutti, io sono Alessandro Azzini e voi siete su Sardinia War, il canale dedicato al combattimento, alla ricostruzione storica e all'archeologia sperimentale. Oggi vi parlerò di nuovamente, di parabraccio o brassard nuragici. Il brassard nuragico è una protezione per arcieri visibile in diversi reperti di bronzetti di periodo e cultura nuragici della Sardegna dell'età del bronzo. E cosa hanno di curioso questi brassard? Che fino a poco tempo fa venivano ipotizzati come dei parabraccio d'arciere, cioè l'arciere nell'atto di scagliare la freccia ha questa sorta di imbottitura di guantone che lo protegge dal rilascio della corda. Però abbiamo anche alcune prove che ci fanno pensare che questa ipotesi non sia poi tanto veritiera. L'ipotesi, come potete aver visto, è limitata dal fatto che è presente questa imbottitura nei guantoni. Questa imbottitura, da un punto di vista arcieristico, e io un po' di arcieria l'ho fatta e sono stato anche istruttore per un certo periodo, quindi alcune cose le so. Questo è assolutamente deleterio per il tiro con l'arco, perché obbliga l'arciere a tirare non più come noi siamo abituati in maniera diciamo olimpica, il cosiddetto tiro alla targa, quindi con una certa impostazione del corpo, di lato, eccetera eccetera, ma obbliga ad aprirsi, a mettersi quasi in diagonale come se fosse una posizione da scherma da combattimento, e questa apertura è necessaria per evitare che la corda vada a toccare l'interno del braccio, perché il braccio in questo modo diventa più voluminoso, soprattutto nella parte interna. Comunque, non è tanto l'ipotesi su come venisse utilizzato questo guantone, quanto sulla presenza di due dettagli particolari che si vedono nelle statue e nei bronzetti, e mi riferisco a due diciamo bottoni, due rilievi, insomma questo dettaglio che si vede in molti brassard da arcieri, ma non solo, ed è questo il punto. Chi ha sostenuto tra i primi che il parabraccio da arciere servisse come diciamo sostegno per questa sorta di forcella che all'inizio veniva definito un mirino, un passante, un reggifreccia, eccetera eccetera, chi praticamente sosteneva questo, e poi l'idea è stata ripresa da altri appassionati e mandata avanti, eccetera eccetera, penso che non abbiano ben compreso quali sono le dinamiche fisiche del tiro con l'arco, cioè come si comporta l'arco, come si comporta la freccia e quali sono i limiti nell'utilizzare un simile strumento, un simile attrezzo nel tiro con l'arco. Se voi pensate che questi due bottoncini siano un sostegno per le frecce, in modo che scoccando la freccia questa passi sopra il sostegno e che in questo modo possa in qualche maniera sostenerlo, indirizzarlo, aiutare l'arciere in qualche modo, beh, siete completamente fuori strada, e mi dispiace dirvelo in modo così brutale. Ma questi bottoncini, che io chiamo bottoncini perché presumo siano dei bottoncini, non hanno nessuno scopo pratico legato al tiro. Tant'è che una delle ipotesi, almeno di un amico, era che questo dettaglio che si vede nei guantoni fosse un po' come la moderna dragona, cioè un sostegno per l'arco, perché saprete, o almeno chi è del mestiere saprà, che nel tiro moderno la dragona è una sorta di diciamo laccetto che gira intorno alla mano e che permette di tenere pochissimo l'arco, perché è una questione fisica. Quando si stringe l'arco con forza il braccio vibra, quindi l'arco va tenuto in un modo particolare, cioè facendo passare il fusto dell'arco in modo da opporre resistenza e non stringerlo, e quindi la dragona assolve questo compito, che si può tenere ancora di meno la mano stretta intorno all'arco, cosa che invece gli antichi secondo me facevano, secondo me e secondo altri, perché non utilizzavano dragone. Quindi penso che non sia una dragona, e anzi penso che sia un altro strumento. Ma prima di dirvi cosa penso io sia,
Vi dirò quali sono le ipotesi principali. Allora, le ipotesi, non avendo il sostegno, non posso farvelo vedere, ve lo farò vedere con l'ausilio del potente strumento che sono le mie mani. Praticamente l'idea era che questo sostegno servisse a tenere ferma la freccia mentre ci si sposta con l'arco. Un'idea, secondo me, veramente banale, perché non serve tutto questo per tenere una freccia in posizione con l'arco, basta semplicemente l'ausilio del vostro dito. Infatti in moltissimi film e produzioni di basso rango si vede che il dito in questa posizione viene tenuto mettendo l'indice sopra per poi toglierlo nel momento in cui si tira. È una cosa che non andrebbe fatta, però nel momento in cui si sta facendo un tiro dinamico, cioè ci si sta spostando eccetera, a volte può essere d'aiuto. Anche se un arciere in realtà con la semplice pressione, la forza che sta mettendo sulle dita, riesce a tenere la freccia adesa. Anche tenendola in verticale, la freccia comunque non cade. Se cade, si ritorna. Non penso sia quello. E comunque un ditino sopra la freccia mi sembra l'ultimo dei problemi per un arciere con così tante cose addosso. Quindi, qual è la funzione di questo strumento? Beh, di certo non quella che è stata ipotizzata, per un semplice motivo. Chi ha fatto delle prove con questa sorta di forcella ha praticamente un problema. La freccia, quando viene scoccata, ha una cosa che si chiama spine. Lo spine è questo, cioè il flettere la freccia. Io la posso flettere in un modo o nell'altro, ma la freccia in generale, quando viene lasciata dall'arco, si comprime lateralmente e gira intorno all'arco. Questo si chiama paradosso dell'arciere e non me lo sto inventando io, è una cosa fisica che realmente accade e si vede soprattutto nei filmati a rallentatore. Quindi la freccia ha dei nodi e ha questo movimento, diciamo, quasi serpentiforme, come un salmone, che viaggia nell'aria, i suoi nodi stanno fermi e continua a flettersi e a muoversi in questo modo lungo la sua traiettoria. Ok, questa cosa che si chiama spine è più o meno presente a seconda della lunghezza, del diametro dell'asta, del suo materiale e della sua rigidità. Una freccia con lo stesso materiale, con lo stesso diametro dell'asta, ma più corta, avrà uno spine diverso, che è ovviamente da relazionare all'apertura che ha l'arciere e a tutta un'altra serie di considerazioni, alla potenza dell'arco ad esempio. Archi molto potenti, archi da guerra, hanno un tipo di asta totalmente diverso dagli altri archi, ad esempio da caccia, perché devono resistere libraggi veramente molto potenti, perché lo scopo di un'arma da guerra è perforare le armature, cosa che un animale come può essere un cervo di sicuro non dispone. Abbiamo questa cosa che si chiama spine, abbiamo il paradosso dell'arciere. Come gioca tutta questa roba con una forcella messa sopra un guanto? Beh, gioca in maniera poco vantaggiosa, perché la freccia, quando sta flettendo, va con la parte finale, le impennature, a toccare questa forcella in cui sta passando. Quindi o la forcella è assolutamente morbida, magari fatta in materiali talmente tanto morbidi che alla fine neanche assolve il suo compito, oppure i piumaggi vanno a rovinarsi, soprattutto certi tipi di piumaggi un po' rigidi. Certo, piumaggi morbidi non dovrebbero avere questo tipo di dinamica, però è anche vero che i pro quali sono? Che dovrebbe in teoria sostenere la freccia. I contro quali sono? Che probabilmente sfasa la direzione del tiro. Già su brevi distanze si è visto che la direzione assunta dalla freccia è diversa rispetto a quella verso cui si vorrebbe tirare, e tutta una serie di altre questioni legate anche al mantenimento delle frecce, cioè l'impennatura è presente sulle frecce perché serve a qualcosa, serve a stabilizzarle in volo. Se non ci fosse non ci sarebbe il problema. Quindi distruggere
l'impennatura nel momento in cui sta uscendo la freccia non mi sembra la cosa più adeguata. Tant'è che poi alcuni hanno fatto delle prove con i cosiddetti tendi arco-nuragici, con questa sorta di sostegno o reggifreccia cosiddetto ormai abitualmente, dicendo che una va a compensare l'altra, bla bla bla. Secondo me no. Secondo me è un'ipotesi personale, però vi ho dedicato abbastanza tempo al riguardo. Secondo me il guantone nuragico non era uno strumento utile all'arciere. Cioè, cosa voglio dire con utile per l'arciere? Non era uno strumento arcieristico. Il parabraccio nuragico, personalmente, è né più che meno come un parabraccio di un guerriero da Montepramo o di uno scutato, cioè serve per proteggersi dalle lame avversarie, in sostituzione allo scudo o in maniera comprimaria con quella lunga asta di legno che è l'arco. Una volta esaurite le frecce e giunto a contatto col nemico, probabilmente l'arciere metteva di fronte a sé l'arco, il guantone gli proteggeva la mano, soprattutto l'esterno, ma anche il gomito, che è una cosa che in termini arcieristici non viene neanche considerata, perché è fuori dalla dinamica interna della corda. E quindi protetta la mano, protetto il braccio, protetto tutto il corpo dal lungo bastone che è l'arco. Se l'avversario cerca di dare un colpo, viene parato dal legno. Se sbaglia e va sulla mia mano, o magari lo fa volontariamente, io sono protetto da questa sorta di scudo di cuoio che è il parabraccio. Se voi andate a vedere i guantoni protettivi, ad esempio dei pugilatori da Monteprama, sono conformati, sono realizzati alla stessa maniera, con questa lunga protezione che si protrude al di sotto del gomito proprio per riparare il combattente dai colpi di lama. E quindi allora qual è lo scopo di cui avevamo parlato all'inizio dei famosi bottoncini? Beh, i bottoncini si vedono in molti bronzetti essere posti non dove è presente l'asta della freccia, ma sono posti a volte all'interno, a volte all'esterno, raramente nel punto in cui passa la freccia. Quindi a parer mio servono unicamente per legare la parte del guanto alla parte del braccio. Non sono né un sostegno per la freccia, né sono una dragona, né tante altre cose. Semplicemente sono un dettaglio costruttivo di questo strumento estremamente interessante, assolutamente innovativo, che è il guantone da combattimento armato degli arcieri, che in questo modo diventano sia tiratori che possibili diciamo schermidori, perché nel gruppo faretra, quindi nella faretra con le frecce, avevano anche una spada che alcuni hanno ipotizzato fosse un propulsore, in realtà è una spada con cui questi qui potevano difendersi utilizzando la classica scherma dell'età del bronzo e dell'età del ferro sino al periodo praticamente medievale, che era quella di spada e di scudo. E questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, spero che il ragionamento vi sia sembrato logico. Ci ritroviamo su questo canale per ulteriori video sulla civiltà nuragica, sull'archeologia, sulla storia, la scherma e il combattimento. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividete, iscrivetevi soprattutto al canale, il canale vive delle vostre iscrizioni e dei vostri commenti. Condividetelo sui vari social media e noi ci rivediamo sempre su questi video. Un caro saluto, a presto, ciao!